Poi a sbarchiare in regione degli Erasens, che è in faccia de Galilei. Ali era appena dismontato a tiere, che de citati vigni inquintri un uomo paronato ai demoni. Di un piacion di tem non doprave monture e non viveva in tune chiase, ma fra miec dei sepulcris. Quando al vide Gesù, si buttò in genoglon denande si pi sberlant. Poi i dise tutte vos, c'es al framete Gesù, fi di Dio l'Altissimo? Ti prei, non sta tormentami. Gesù gli stava giusto ordinando al spirito trist di salta fuori di l'uomo. Di fatto che il spirito trist lui aveva gaffato un'evora di voltis. Allora lo peava in quegli stiadenis e lo guardava in quei ciocs, ma lui arrivava a crevare tutti gli speandis e il diavolo tal sburtava giù ai posti più deserti. Gesù gli disse, c'è tu non? Gli rispondè, le leon alle al non. Di fatto, ieri entrasse dentro di lui un stradio di demoni. E lo sconzoravin che non comandasse di la finire taiabis. In quel luogo, ieri una grande mandria di porces che passonava sulla monte. I domandarin che io lasciassi entrare dei porces e lui io lascià. Allora i demoni assaltarono fuori di l'uomo e a entrare in dei porces. E due che ne mai attaccarono a cori io a rondolon tal cret, all'erin a finire tallat e si nearin. I mandriars, quando vioderin c'è che l'era succeduto, e si amparin, e all'erin a contare le nuove citate dei borgs. La int e salta fuori per via di c'è che l'era succeduto, e quando arrivarin lì di Gesù, e chiatarin l'uomo che l'era salta fuori dai demoni, in pis denant di Gesù, vistut e cultiava questo. Allora capirin e chiapparin un gran spac, che aveva inviato a contare in cemut che l'indemoniato agli era stato guarito. Allora, tutta la in dal territorio degli Erasens e prea Gesù di slontanarsi di lì, perché aveva una grande paura che mai. Gesù, montato sotto una barche, al tornare da Ur. Intanto, l'uomo che era in saltasfuor di lui demonis, gli domandò di poter restare con lui, ma lui lo mandò in da Ur dicendo, torna a chiasetò e conte ciò che Dio ti ha fatto. L'uomo sin lei ha pubblicato tutta la città ciò che Gesù aveva fatto per lui. Quando al tornare in da Ur, la folla faceva a Gesù un buon accetto. Di fatto, era in due che lo aspettavi. Arriva allora un uomo di non Jair, che gli era sorrestante sinagoghe. Si buttò denante ai piedi di Gesù e lo pregò di là a chiesa so, perché l'unica figlia che aveva, sui 12 saints, e era per morire. Biel che lui all'era per strade, la folla lo stricciava di ogni banda. Una femmina che di 12 saints pativa per via che perdeva sangue di un continuo, le donne, i tocchià l'orde sue mantelline, e a colpo la perdita di sangue si suia. Gesù al disse, qui mi hai al tocchiato? Ducchi addineavin, allora Pieri disse, Mestri, la folla si stringe di ogni bande, che di botti stricce. Ma Gesù gli disse, qualche don mi ha tocchiato, o hai sentito una forza salta fuori di me. Allora le femmine, rendinsi conto che non poteva più restare plattate, si facevano denant tutte tremante. Si buttò denante ai pies e in presenza di tutto il popolo e contò la ragione che lo aveva tocchiato e cemut che gli era stata guarita a colpo. Lui disse, fie, la tua fede ti ha salvata, va in pace. Stava in Timoffe Velan che arrivò onde chiese da sorrestante sinagoghe e gli disse, tua figlia è morta, non sta l'ambicà al mestri. Ma Gesù, che aveva sentito, gli disse, non stava pure, cir dome di crodi e sarà salvata. Quando arrivò in chiesa, non la sai entrare nessuno in chiesa con sé, dome Pieri, Gioan e Giacomo, e il pari e le mare de frutte. Ieri in due che vaivin e facevin la mens per frutte. Gesù al disse, non stai te vai, non è morte, ma è duar. Che gli altri lo chiolevin via, savin che era morte. Ma lui, chiappando le pe man,
al disè a gran voce, frutte, ieve so. Le frutte è tornato di cá e a ieve so dal momento. Lui ora ordinato di dargli di mangiare. I genitori ieri in fuori di sé, ma lui raccomandato di non fare parole con nessuno di ciò che gli era succeduto.